Lunedì 30 gennaio al via una nuova settimana con l'informazione di prealpina.it. Apriamo con la cronaca. Tragedia questo pomeriggio a Tradate. Una donna di 84 anni è morta dopo essere caduta in un pozzo. È avvenuto poco dopo le 16 in via Rosselli. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari con 2 ambulanze e l'elisoccorso, i vigili del fuoco e i carabinieri, ma per l'anziana non c'è stato nulla da fare. Sono in corso accertamenti per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente. Maxi operazione della Guardia di Finanza di Varese sull'intero territorio nazionale. Colpito un sodalizio criminale che creava fittizi crediti IVA, 65 gli indagati e sequestri per 52 milioni di euro. Il servizio di Luca Spriano. Beni per 52 milioni di euro tra 640 conti correnti, 62 appartamenti e 25 auto sono stati posti sotto sequestro preventivo in una operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Varese in esecuzione di un decreto disposto dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della locale procura. Le persone indagate sono 65. L'indagine ha permesso di scoprire un'associazione per delinquere che operava attraverso l'emissione di fatture per operazioni inesistenti da parte di numerosi prestanomi e società cartiere con il concorso di numerosi professionisti compiacenti. Venivano creati fittizi crediti IVA quantificati in circa 52 milioni, utilizzati per poi effettuare indebite compensazioni tributarie sottraendo all'erario le imposte dovute. Il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP di Napoli ha interessato 39 persone fisiche e 30 società. Gli indagati di numerosi reati tributari erano in grado di falsificare documenti di qualsiasi genere, dichiarazioni fiscali, fatture, timbri e sigilli di Stato, brevetti, perizie, giurati e asseverazioni. Con i prezzi alle stelle tornano i furti di carburante. Colto in flagrante dai carabinieri, l'uomo che stava mettendo a segno il colpo nel weekend a Busto Arsizio aveva già riempito 14 taniche di gasolio prelevato dal serbatoio degli autobus della STIE parcheggiati nel deposito vicino alla stazione, quando, sabato 27 gennaio nella notte, è finito in manette. L'uomo, un italiano, è stato arrestato dai militari messi sulle sue tracce proprio dall'azienda dei trasporti, che si era accorta di episodi sospetti. Aveva aspettato il fine settimana per entrare in azione in Piazza Volontari della Libertà e, armato di pompe, ha svuotato i serbatoi, ma gli è andata male. Allarme fuga di gas. Un fortissimo odore porta addirittura alla richiesta di tenere chiuse le finestre onde evitare malori. È successo nel primo pomeriggio di oggi a Cantello. Una riparazione urgente della tubazione di gas ha provocato problemi nel tratto di via Pianezzo tra via dei Gessi e via dei Capriani. L'azienda del gas, comunica il sindaco Chiara Catella, raccomanda di tenere chiuse le finestre e limitare la presenza delle persone all'esterno per via della forte concentrazione di gas che potrebbe provocare malori. La polizia locale ha chiuso la strada interessata, che si trova in una zona periferica del paese, e l'accesso alle abitazioni e alle attività artigianali per alcune ore è stato consentito transitando solo da via dei Capriani. Era un falso allarme invece quello lanciato questa mattina da molti residenti di Borsano a causa di una nube grigia che si è innalzata dall'inceneritore di Neutalia. Vediamo i dettagli nel servizio. Diversi cittadini di Borsano si sono preoccupati nelle scorse ore sentendo un forte rumore provenire dall'inceneritore di Neutalia. Timori ulteriormente accresciuti da un video che gira fin dalle prime ore di questa mattina, lunedì 30 gennaio, un video in cui si vede una densa colonna di fumo salire alta dall'impianto. Per fortuna si tratta solo di un falso allarme, in realtà quello che si vede uscire dal termovalorizzatore è semplicemente vapore. Nessun incendio dunque. Era già successo qualcosa di molto simile nel marzo del 2021. Anche allora i cittadini si spaventarono parecchio, richiedendo l'intervento dei vigili del fuoco, ma pure in quel caso quello che sembrava fumo era semplicemente vapore d'acqua. Politica. Il neopresidente della provincia di Varese, Marco Magrini, in visita questa mattina alla redazione di Prealpina. Pasquale Martinoli l'ha intervistato. Le immagini sono di Angelo Puricelli dell'agenzia Blitz. Marco Magrini, neo-eletto presidente della provincia di Varese, un'elezione di secondo grado, eletto dagli amministratori. Lei ha parlato di una vittoria dei territori rispetto alla politica e ai partiti. Sì, direi di sì, è stata una vittoria del territorio, quindi devi andare a incontrare i sindaci, parlare agli amministratori, fare un programma di ascolto più che di contenuti, di promesse poi alla fine irrealizzabili. La volontà è quella di coinvolgere i territori, coinvolgerli per aree omogenee, aree vaste e poi creare un metodo di lavoro insieme a loro.
trovando lì le priorità, trovando i progetti da portare avanti insieme e poi cercare di darci una tempistica per realizzarli. Credo che questo è stato il vero percorso vincente che abbiamo fatto in modo trasversale, coinvolgendo dalla destra alla sinistra. Abbiamo coinvolto un po' tutti e direi che la dimostrazione dell'affluenza e di chi mi ha votato alla fine dimostra proprio questo. I residenti di Vergazzana tornano a chiedere attenzione per il borgo alle porte di Varese. Ce ne parla Elisa Petrocelli, immagini Blitz. Mancanza di un piano di sicurezza, strade colabrodo, assenza di segnaletica. Tornano alla carica gli abitanti di Bregazzana per chiedere attenzione per il borgo alle porte di Varese, ma soprattutto che le strade, per quanto possibile, in quanto strette tra gli antichi caseggiati, vengano asfaltate e la viabilità sia resa più sicura. Così hanno deciso di scrivere al prefetto di Varese, Salvatore Pasquariello, e alle altre istituzioni del territorio. I residenti chiedono infatti che venga organizzato un sopralluogo con i responsabili di polizia locale, vigili del fuoco e 118. Non c'è infatti un piano per i mezzi di soccorso che sono costretti, per mancanza di spazio, a fermarsi all'esterno del paese e i soccorritori devono raggiungere le abitazioni a piedi. A Legnano l'emergenza medici di base coinvolge ormai decine di migliaia di persone. Ecco il servizio di Luigi Crespi e Walter Todaro di Publifoto. Siamo al vecchio ospedale di Legnano in via Canazza. Qui è stata inaugurata la casa di comunità e qui nei giorni scorsi ATS ha approntato l'ambulatorio di emergenza per cercare di far fronte all'ormai carenza di medici di base. Nel 2022 sono stati 23 i medici che negli 11 comuni del comprensorio del Legnanese si sono assentati dal lavoro, chi è andato in pensione, chi si è trasferito. Soltanto 4 sono stati sostituiti. Tirando le somme significa che quasi 30.000 pazienti in questo momento hanno perso il loro punto di riferimento. L'ambulatorio d'emergenza funziona. Sentendo la critica della gente non più di tanto, intanto la soluzione è stata poco pubblicizzata e poi quando uno si presenta qui deve mettere in conto comunque ore d'attesa. Si tratta di una soluzione di emergenza, il Comune si è già detto disponibile a cercare di collaborare con Regione Lombardia e con ATS per fare di meglio. In questo momento la parola d'ordine è però portare pazienza, devono portarle i medici che ancora restano in servizio, che si fanno carico degli assistiti di chi invece è andato via e devono portarla soprattutto gli utenti. Nei giorni della merla, gli ultimi di gennaio, tradizionalmente le temperature raggiungono i minimi annuali, ma quest'anno il ghiaccio non si fa vedere. I dettagli nel servizio di Pasquale Martinoli. Siamo alle grotte di Valganna, oggi è lunedì 30 gennaio, nel pieno dei 3 giorni della merla che dovrebbero essere tra i più freddi. Siamo qui perché la cascata che vedete è sempre stata, almeno fino a qualche anno fa, una grande attrazione turistica in quanto ghiacciava completamente, dando vita a uno spettacolo ribattezzato Denti di ghiaccio. Ora non c'è ghiaccio, non sono spuntati come vedete i denti e questo testimonia una stagione mite col freddo che c'è, ma è bilanciato da temperature massime piuttosto alte per essere fine gennaio. Le previsioni di questi giorni indicano le minime tra -2 e 0 e le massime fino a 9 gradi. Forse non è più l'inverno di una volta e non sono più i giorni della merla come un tempo. Questa era l'ultima notizia, l'appuntamento come al solito a domani alle 19. Vi auguriamo una buona serata.